Il comune di Padova è il più cementificato del Veneto, il 50,42% della superficie è già andata persa, il sesto in assoluto. A livello nazionale, subito dietro, 90 Padovana, a dirlo l'ultimo report di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che consegna un quadro a dir poco critico. Solo nel 2023 890 ettari sono stati perduti per la cementificazione, quindi riduzione del consumo. Pensate che sono circa 1300 campi da calcio. La regione Veneto è la seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia, per una percentuale di consumo del suolo. La provincia di Padova è una delle province del Veneto di più alto elevato consumo del suolo. Un appello rivolto da CIA Agricoltori alle istituzioni. Si deve intervenire in maniera importante, già dal 2017 la legge regionale è intervenuta su questo per cercare di ridurre questa grossa emorragia, non vediamo che non ci sono i risultati ottenuti, ci deve essere una legge nazionale che dia la possibilità e il vincolo della riduzione del consumo del suolo. Vedete, quando si parla di consumo del suolo vuol dire anche impermeabilizzazione, vuol dire anche quando ci sono forti precipitazioni che l'acqua può develare. Oggi, con queste percentuali importanti di riduzione del suolo agricolo, non vi è questo e quindi si deve fare interventi importanti e mirati. In tutto questo i consorzi di bonifica padovani, Adige, Euganeo, Bacchiglione, Brenta e Acque Risorgive, svolgono un ruolo cruciale. Fra i diversi compiti anche la salvaguardia dei rispettivi comprensori in occasione di eventi meteo estremi, oltre che la garanzia di un corretto approvvigionamento idrico al settore agricolo durante i mesi estivi. Un appuntamento importantissimo, i consorzi di bonifica sono enti importanti che riguardano e che regolano l'acqua, fanno interventi determinanti sia sotto l'aspetto agricolo ma anche sotto l'aspetto del deflusso delle acque con interventi specifici. CIA Agricoltori Italiani insieme con Coldiretti e Confagricoltura hanno fatto delle liste unitarie